Chiese aperte Treviso svela a Castelfranco i tesori del Duomo e della chiesa di San Giacomo. 20 volontari coinvolti per far conoscere le due chiese e il patrimonio d'arte conservato. E così Chiese aperte sbarca anche nella città del Giorgione nell'anno in cui si ricordano i 3 secoli del Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale. A presentare il progetto è Don Paolo Barbisan, direttore dell'Ufficio diocesano per l'arte sacra e i beni culturali. Un'occasione importante per conoscere il vasto patrimonio storico-artistico della nostra diocesi e in particolare alcuni pezzi unici come lo scrigno della sacrestia pieno di opere d'arte, in particolare veronese, ma poi appunto la pala unica di Giorgio da Castelfranco, oltre alla straordinaria architettura di Francesco Maria Preti. Un'occasione per presentare la partenza di 2 affreschi staccati raffiguranti giustizia e temperanza, custoditi da 200 anni all'interno della sacrestia del Duomo, protagonisti della mostra internazionale su Paolo Veronese in programma al Prado di Madrid a partire da marzo. Sono 300 anni, dal 1724 al 2024, che è stato costruito, o perlomeno è iniziata la costruzione di questo Duomo. Abbiamo voluto quindi celebrare questa ricorrenza, non solo ricordandola, ma anche ristampando una guida. Abbiamo anche realizzato una piccola penna che ricorda questo evento, anche recuperando del legno antico che era presente nei nostri magazzini, e questo per noi diventa anche il motivo per lanciare l'anno del Giubileo, che il prossimo anno vedrà un po' tutte le chiese impegnate in questo cammino. L'arte diventa linguaggio per continuare ad annunciare il Vangelo. Presenti 2 classi del Liceo Classico Giorgione. Il progetto è nato anche grazie ad un finanziamento dell'8 per 1000 della CEI, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio di beni ecclesiastici mettendoli a disposizione delle comunità.